L'imprenditrice di Bassano del Grappa, Carla Lunardon, presidente delle Puli Tinto Lavanderie a livello provinciale e regionale, è la neo-presidente nazionale della categoria ANIL Confartigianato. Una nomina che giunge in un periodo difficile per le imprese del settore e il primo obiettivo di chi le rappresenta, come ci ha detto la neo-presidente, è aiutare gli operatori a fronteggiare questa situazione. La via maestra resta la specializzazione del servizio, una strategia che Confartigianato favorisce sostenendo professionalità e competenza. Sì, è vero, è il momento peggiore, questo è il momento Covid. Noi stiamo accogliendo grida di dolore, di disperazione anche dai nostri colleghi albergatori e ristoratori, perché sono legati alla nostra filiera. Noi come lavanderie artigiane dobbiamo dare più competenza e formazione, perché il cliente si aspetta da noi la sicurezza che quando consegna un capo è igienizzato, sanificato. Consiglio di aumentare i servizi nella lavanderia stessa, aggiungendo riparazioni, con ritiro e riconsegna del capo, con una flessibilità degli orari, eventualmente un orario continuato. Nel mio programma ho aggiunto anche una collaborazione con i commercianti, ora in questo momento per la sanificazione e per una continua collaborazione in futuro. Primo atto formale importante della Presidente Lunardon è stato l'intervento nei confronti del Governo affinché si ripari all'assurda e inaccettabile esclusione delle lavanderie artigiane dai ristori previsti invece per quelle industriali. La richiesta è che in fase di conversione dei due decreti ristori venga inserito il corrispondente codice Ateco. Per molte imprese, ha sottolineato la Presidente, il fatturato del 2020 è compromesso e la gestione del 2021, pur rimanendo incerta e legata alla durata della pandemia, potrebbe rappresentare un'ulteriore criticità.